Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo ritornati dopo 102 anni sul canale. Siamo qui su Fly Simulator, non si può che ricominciare da Fly. Siamo a Singapore ragazzi, con un 737 della Singapore Airlines e la tappa di oggi è Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia ragazzi, tappa velocissima di un'oretta e qualcosa. E come potete vedere qua c'è la crew. C'è la crew comendiana, nel senso nuovo aggiornamento che praticamente adesso con il programmino ground service puoi vedere anche la crew, come si dice, le hostess fighe e i passeggeri entrare e salire dall'aereo. Quindi è una cosa carina, insomma, in attesa di Flight Simulator 2020 che sarà posticipato purtroppo a causa del coronavirus, anche se insomma sono cose rilevanti e quello vabbè. Avevo già il PC nuovo, casa nuova e tutto pronto, insomma, visto che è un po' tutto rallentato, raga, quindi un bel casino. Eccola qua, la nostra biondona figa. E niente, raga, siamo qua. Adesso vediamo di fare qualche video, di riprendere un po' il canale. Io spero, ragazzi, non vi prometto niente perché ho capito che non è semplice, però insomma, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ecco. Questo è diciamo l'obiettivo. Il bagaglio caricato al 17%, quindi manca ancora tanto, la crew tutta figa, quindi questa è la cosa più importante, insomma, quando le hostess sono belle il volo è sicuramente più piacevole. Una panoramica anche da qua, possiamo vedere che insomma traffico ce n'è, abbiamo dei Qantas, Star Alliance, che è sempre della Singapore Airlines, comunque insomma queste sono un po' le linee diciamo, che poi sarà da capire che sul nuovo Fly Simulator il discorso delle... perché tutti questi add-ons ci saranno, quindi la crew, le robe, i bagagli, quando fai il pushback, queste cose qua però le compagnie aeree non ho visto quelle diciamo originali, chiaramente sono quelle di default. Speriamo che ci sia una dons qualcosa perché è una delle cose più belle, insomma. Ragazzi, guardate che belli i passeggeri, cioè guardateli, sono qualcosa di che spami, quanta gente! Madonna, quanta gente che va a Kuala Lumpur. Mamma mia, la del Gran Premio, non so. Mamma mia, ragazzi. Il bordello, signori, il bordello a Kuala Lumpur. Quindi la responsabilità di molta, molta gente. Porca miseria. Però è una figata, guarda che roba. Boom, tutti, ma saranno 104? No, va bene, è troppo una figata però, eh. 4, come 4? Oh, come, scusa un attimo, 7, 8. Ah, che spara come, sì, sì, guarda come entrano, guarda come, boom, boom, boom. Vai! Tutto perfetto, tutto perfetto. Ok, raga, cominciamo col push. Non capisco perché non sento la voce dello stronzetto, però boh, vabbè. Ok, iniziamo il pushback e vediamo un po' dove andiamo a finire. Pappapero, pappapero. Sarà una rotta veramente rapida perché sono proprio 159 miglia, è veramente velocissima, però dai per riprendere, per non fare sempre Europa, America è troppo pesante, devo capire un po' come fare. C'è la pesantezza di sto simulatore, è qualcosa di inumano. Ma dov'è l'aumento che è troppo bello? Eccolo qua ragazzi, che poi è sempre il piccolo Guy questo è Eyman, eccolo qua. Guarda che bello che è Eyman. Adesso si è creato un aereo, si vede che boh, si crea un aereo perché le tabelle dell'Ultimate Traffic davano un aereo in quella gate e va bene, cazzi vostri, insomma, a me non me ne fotte un cazzo, sinceramente. Ok. Ma c'è qualche aereo che in... Sì, beh, qualche aereo in fase di rollaggio. Eh, il Katy Freeman. Scusate ragazzi, dopo un po' che non registro la deficienza aumenta. Ma cos'è veramente il rollaggio più lungo della storia umana? Cioè capisco che insomma Singapore non è proprio piccola, però... Ok.
Molto good, molto good. Ah sì, eccolo là. Cos'è il Cati? Cos'è il Cati Pacific? Ai ai ai. Questo chiaramente è un aeroporto di default, sono tutti di default questi, meglio così almeno sono meno pesanti, tanto qualsiasi grafica è niente confronto al nuovo Flight Simulator 2020, quindi me ne sbatto sinceramente. Aspetta qua, vediamo un attimo. Siamo? Devo mettere il parking brake. Ok. E posso metterlo, grazie. Ok. No, cioè, no, mi sta rullando davanti un altro, ma no, ci mettiamo 10 ore oggi. Ma che palle. Eh sì, la miseriacciola. Non sappiamo dove va questo? No, non sapevo niente. Unlocking gear. To track disconnected, bypass, being removed. Ok, eccolo qua, questo è Agi che se ne va, perché c'è Agi e Eyman che lavorano con me. Ok. Sarà bella lunga qua il tutto. Col Singapore Airlines. Hey, the ghost trap! Yes! Why? Buon andiamo. Cominciamo il rullaggio. Solo che avere davanti sto qua non aiuta. Sì, ok. Che sfiga, oh. Dopo devo avere questo davanti, la miseria. Ok ragazzi, sono riuscito a prendere una scorciatoia, così quantomeno ho superato st'altro perché non avanzavo più. Ricordo che sono con aereo, ripeto, default perché non ho tempo e voglia di stare là 10 ore. Ok. Cominciamo. Non ho mai fatto questa rotta, sono un po' curioso di vedere com'è. Ok. Io direi che possiamo andare. Noi ce ne sbattiamo delle regole e tutto quanto, ripeto, ci dobbiamo divertire e vedere un po' i paesaggi. Le simulazioni lasciamole a chi di competenza. Prendiamoci tutta la pista possibile e andiamo. Andiamo. Ok. Aspetta un attimo. Adesso dobbiamo anche mettere altitudine, ok.
perfetto. Adesso vediamo, mi fa girare 300, 300. Ok, perfetto. 2,70 di Cilita però, eh. Ok, vediamo qua un altro aeroporto, è lo stesso. Boh. Beh, comunque qua abbiamo la città. Ok, perfetto. Ciao. Traffico, beh, qualcosa c'è. Ora raga, siamo in rotta. Ok, sali e mantieni 160. 160. Very godo, il classico very godo. Appena arriviamo in 10.000 aumentiamo anche la velocità. Oh, ce n'è di gente, che sto. Tutti quasi. Ok ragazzi, siamo in salita per quota 160 ancora. E niente, dai, il tempo comunque sembra buono, speriamo non ci siano monsoni, robe non credo in questo momento, però sai, non è che so proprio il meteo malesiano non è proprio il mio forte. Ok, stiamo sui 320. Ok, il traffic ce n'è. Ok, e adesso penso che mi darà forse mi darà la quota di crociera, che non è altissimo perché comunque è un volo veloce. Vediamo. Eh sì, 240. Ok, la 240. Ok. Ok ragazzi, siamo in quota crociera e beh, come sempre becchiamo nuvoloso. Yahoo! Adesso vediamo quanto manca. Mancano, beh, tanto un bel siamo arrivati praticamente. Dopo ho visto la pista di atterraggio. Noi dovremmo girare l'aeroporto a destra o a sinistra, adesso dipende, dopo atterrare dall'altra parte, insomma. Ragazzi, peccato il temporale, cioè non che credo. Cioè abbiamo una sfiga, è anche grosso, Fioi. Ma porca miseria. Mi si è anche staccato il coso del computer. Guarda che roba! Ah no. Vabbè, è un uragano questo.
È un uragano, Fioy. C'è una leggera turbolenza. Ma porca puttana. Che bello. Che spa! Megoglioni. Guarda che roba! Sì, va bene. Uragano. Che bello. The Hurricane. The Hurricane, ma non che credo. Ma oh, bene. Allora, left 175. No, 134, Dio. Ma se mi si doveva scollegare il coso proprio adesso, zio. Ok. No, Fiore, ma non... Cioè, ma moriamo. Ah, però... Ragazzi, ma cioè, finisce qua la nostra avventura. Uragano impossibile. L'impossibile, sì. Ma porca troia. Uragano malesiano. Vediamo un attimo il meteo reale cosa mi dice, perché... Beh, l'Atis. Boh. Thunderstorm in the air, 24 gradi. Mamma mia, sto cagando addosso. Vabbè. Ciao. Abbiamo passato, speriamo, forse abbiamo passato il peggio. Però devo passarmi con la velocità, cazzo, per vedere il meteo. Puttana miseria, oh. Megoglioni. Ok ragazzi, è iniziato anche il sentiero di discesa. Il primo colpo siamo tornati. Il Cube è tornato. Il temporale sembra dietro di noi, per fortuna. Ma non male. Condizioni bibliche, signori. Condizioni bibliche. L'aeroporto è davanti a noi, questa è una buona cosa, anzi è cosa buona e giusta. Stiamo andando piano piano perché vogliamo essere tranquilli. Speriamo di non avere tipo il tornado a fine in arrivo, perché mi girerebbero un po' i maroni. Comunque mancano 11 miglia, ormai ci siamo. Vediamo la Malaysia, o Malesia, lascio sempre a voi la scelta finale perché è giusto così. E mo vediamo. Ok raga, ci siamo. Ok. E adesso c'è bisogno del touchdown. Non puoi fallire qua. Non puoi fallire qui in Malesia. Ci giochiamo tutto in Malesia. Ok. Dai che ci siamo. Ok. Ciao.
Ok, dai, è andato bene, dai. Molto, molto buono. Touchdown completato. Ok ragazzi. No, guarda che figata! Vediamo se si centra giusto. Questa è una bella chicca, eh. Questo è il chiccone. Il chiccone. Ok ragazzi, i passeggeri se ne stanno andando. Siamo arrivati. Un ritorno da sogno per il Super Cuba. Ok raga, un saluto dal comandante veneziano. Non so perché non è aperta la... L'avevo aperta. Ma porca trotta, ma perché? Madonna. Ti puoi aprire, grazie. Ok. Ogni tanto piccoli vaneggi. Ok, i passeggeri stanno scendendo, i bagagli li stanno portando. Meglio di così non poteva andare questa prima tappa del ritorno del Cube sul tubo. Raga, un saluto del comune veneziano, alla prossima, che la prossima tappa ritorniamo in Europa per una tappa classica Parigi-Londra. Raga, un saluto del comune veneziano, ciao!